Seconda corsa è il turno dei puledri sul doppio chilometro in 8 a partecipare a questo premio Bill Bob. Sono in rapporto di scuderia il 5 e l'8 di East dei Greppi e Expo dei Greppi. Il favorito è il numero 4 Edgar Saba. Si va in partenza con il numero 1 Ercole Moon, 2 Mister Kabuki, 3 Extra Bar, 4 Ezechiela, 5 East dei Greppi, 6 Elena Sells. In seconda fila 7 Edgar Saba, 8 Expo dei Greppi. Si ritrae dal 6 Elena Sells e la macchina prende velocità. Gli lascia con veloce Mister Kabuki che prende il comando mentre sbaglia East dei Greppi. In seconda posizione rimane Ercole Moon. Numero 5, East dei Greppi, squalificato. All'esterno di Ercole Moon Ezechiela. Poi in quarta posizione Extra Bar a precedere Expo dei Greppi. I primi 200 se ne vanno in 16-2 con Mister Kabuki che ribatte al tentativo di Ezechiela e rimane al comando. Ezechiela che però riesce a scavarsi un posto in seconda posizione allo steccato avanti ad Ercole Moon. 31,6 per i primi 400 metri di corsa. Sempre in quarta posizione Extra Bar a precedere Expo dei Greppi Elena Sells, in coda il favorito Edgar Saba. Il battistrada Mister Kabuki procede a ritmo blando, completa i 600 in 48,8. Precede sempre Ezechiela, Ercole Moon, Extra Bar, Expo dei Greppi, Elena Sells e Edgar Saba. Fila indiana che non si rompe dopo un giro passato in 1,5,5. Il battistrada che si mantiene un paio di lunghezze avanti ad Ezechiela, muove ora all'esterno Extra Bar anticipando Elena Sells e intanto il leader si permette un chilometro in 1,22,3. Mister Kabuki in vantaggio, Ezechiela sempre nella sua scia, Extra Bar che prova a progredire al largo portandosi in scia Elena Sells e Edgar Saba. Davanti alle tribune un altro paletto intorno al 16. Si prosegue ancora molto piano con Mister Kabuki che prova ora ad accelerare, si mantiene sempre in netta evidenza su Ezechiela ed Extra Bar apparigliati, 16,1 per la curva di destra. Mister Kabuki che ora viene richiesto per allungare, cala Ezechiela, passa in seconda posizione Extra Bar, stentano a progredire Elena Sells ed Edgar Saba a 400 metri dalla conclusione, il miglio in 2,9 con Extra Bar che prova ad andare a destra di Mister Kabuki, lo impegna in maniera convinta a 300 dalla conclusione. Mister Kabuki che prova a riprendersi allo steccato, richiesto energicamente, la piegata passata ancora in 16, Mister Kabuki in vantaggio, Extra Bar che ci prova, scatta ora Edgar Saba che arriva da molto lontano ma anche molto più forte dei rivali. Edgar Saba che nel finale passa nettamente su Mister Kabuki al terzo posto. Extra Bar 32 anche ad arrivare, 1,20,5 il ragguaglio sul doppio chilometro per il successo di Edgar Saba e Antonio Di Nardo che guida per Gennaro Casillo e la scuderia Vaporino. Il successo al debutto per il figlio di Exploit CAF e della classica Saba del Ronco che nel finale si viene a imporre con retta d'arrivo decisamente di altro livello rispetto ai rivali. Vince nettamente Edgar Saba con Antonio Di Nardo alla seconda corsa dall'Arcoveggio.